Il percorso per raggiungere la Spada nella Roccia inizia proprio da qui, dal piazzale dove abbiamo parcheggiato le automobili, e ci avviamo verso il sentiero poetico intitolato a Giorgio Caproni. Ed ecco la prima biforcazione e il cartello che indica appunto Bosco delle Fate. Andiamo. Marzo, dopo la pioggia la terra è un frutto sbucciato. Il fiato del fieno bagnato è più acre. Ma ride il sole bianco sui prati di marzo a una fanciulla che apre la finestra. Giorgio Caproni. E oggi è proprio una giornata di marzo. Continuiamo il nostro percorso. Siamo all'interno del Bosco delle Fate, dove c'è anche l'area attrezzata per i bambini, per i piccolini, dove ci si può fermare, sostare, giocare, mangiare, e da qui il percorso continua. Ed ecco il cartello che indica la via per la strada vecchia, ed è proprio la strada che ci condurrà al nostro obiettivo. E siamo sempre più affascinati da questo percorso. Resti di muri in pietra ci accompagnano ancora di più all'interno della leggenda della Spada nella Roccia. Addentrarsi nel bosco e proseguire e trovare anche questa tipologia di testimonianze della storia antica davvero ti permette di immaginare e di fantasticare quello che poi è la leggenda di questa spada, perché ricordiamo che si narra che da qui passarono i crociati, e insomma un crociato in particolare, ma ve lo racconto tra poco. Intanto raggiungiamo la spada. Siamo proprio all'inizio dell'ultimo pezzo, quello più impervio, e insomma da questo simbolo possiamo capire che siamo molto molto vicini al nostro obiettivo. Andiamo! Ed eccoci arrivati, mi devo togliere il cappello qui ragazzi perché davvero l'emozione è tanta. Siamo arrivati a 1349 metri, siamo sul Gifarco e questa è la Spada nella Roccia. Qui la leggenda narra che fu Galgano, di passaggio, di ritorno da una crociata, posare la sua spada e lasciarla qui per l'eternità, affinché questo gesto possa essere dedicato a un voto di pace e a un voto di abbandono delle armi per dedicarsi a una vita assolutamente diversa, dedicata alla religione, alla sua cristianità. Noi siamo arrivati qui dove c'è anche una targa che documenta il tutto. Attraverso questa croce che il Santo Cavaliere Galgano fece di sua spada, possano l'amore e la pace del Cristo diffondersi sulla terra. Grazie per avermi accompagnato, io vi ho mostrato la strada, ora sta a voi ripercorrerla da soli, con in mano tutte le istruzioni per poter toccare con mano la Spada nella Roccia del Gifarco in Liguria e provare le emozioni che sto provando io in questo momento. Vi posso assicurare, sono davvero importanti, interessanti, forti.
dal leggendario, un saluto, si torna alla base. Alla prossima avventura.